soffocano l'economia italiana con una serie di balzelli e di tasse che non consentono una ricrescita economica di tutto il territorio. Quindi io vi prego, è una battaglia generazionale e io sono estremamente felice che ci siano tanti giovani oggi più di tanti anziani, perché io sono sicuro che se domani Renzi vincerà noi avremo la possibilità di dire a tutto il Partito Democratico: date a noi la possibilità di poter cambiare la nazione, di cambiare la nazione, di cambiare il volto dell'Italia, che deve riacquistare una credibilità internazionale che ha perso in tutte le economie del mondo. Noi abbiamo la possibilità di riacquistare una credibilità che ci consentirà di riemergere da una situazione economica particolare, perché non possiamo perdere tempo a parlare di IMU, perché il problema non è solamente l'IMU, non è questo quello che devasta le tasche dei nostri italiani. Il problema è che noi abbiamo bisogno di lavoro e oggi bisogna avere la serietà, la coscienza e l'onestà, la lealtà e la moralità di dire che votando Renzi e votando il Partito Democratico intanto mandiamo in cantiere, mandiamo in archivio quell'archeologia politica che non è la buona archeologia di cui parlava il mio amico, ma quell'archeologia politica che ha veramente evitato una crescita esponenziale che merita l'Italia, che merita la Sicilia e che merita questa città che è Gela. Grazie. Grazie Fabio, veramente il tuo contributo così anche con toni accesi che ci vuole ogni tanto. Io volevo dare il benvenuto a Davide che diciamo che non è il primo renziano, è lui che con coraggio, veramente con coraggio, è stato il primo rottamatore in Sicilia, ora va oltre la rottamazione perché prima crede nel rinnovamento di una classe dirigente, nella speranza di un cambiamento anche soprattutto nel partito in Sicilia, nel modo di fare politica in Sicilia, è stato Davide Faraone. Per questo lo ringrazio e gli diamo il benvenuto per contribuire anche lui a far sì che questa città possa partecipare domani e dare veramente un segnale forte. Invito il sindaco di Butera, che ancora deve andare via, ma volevo che anche lui esprimesse il suo contributo per Matteo. Grazie Luigi. Grazie a voi per l'invito. Di tutto buongiorno a tutti. Credo che sia arrivato il momento di riflettere di quello che stiamo andando a fare. Io credo che stiamo cercando di fare un partito che prima non c'era e che possibilmente domani ci sarà, attraverso anche principalmente la partecipazione democratica. Un partito che prima era chiuso a se stesso, dove c'erano tanti inclusi ma tantissimi esclusi. Oggi gli si dà la possibilità a tantissimi giovani, tantissimi uomini e donne di poter partecipare e di essere protagonisti alla vita politica del futuro, perché al futuro dobbiamo pensare. Oggi il futuro per tutti noi è incerto, tantissimi giovani finiscono ad andare via verso altri stati dove non riusciamo noi, attraverso la nostra politica che purtroppo ad oggi è stata inefficiente, che è servita a ben altro e non è servita a pensare alle nuove generazioni, al lavoro, al modo di essere anche intraprendenti nel modo con cui si fanno determinate scelte, le scelte sempre fragili, incerte, che ha costretto tantissimi sindaci in Italia ad essere abbandonati, e oggi gran parte dei sindaci sono accanto a Matteo Renzi perché capiscono quello e capisce quello che poi alla fine sta attraversando la propria comunità. È dalla piccola città che parte la rivoluzione anche culturale ma soprattutto politica, perché questa è una vera e propria rivoluzione dove non c'è stato mai in Italia, oggi lo fa pure la Lega che ci copia, non c'è stato mai in Italia un voto per eleggere un segretario di partito. Grazie anche all'avvento e al coraggio di Matteo Renzi, prima si sono fatte le primarie per quanto riguarda il Premier, oggi si fanno le primarie per quanto riguarda un segretario di un partito che possibilmente sarà il futuro candidato Premier per la nostra Italia. Ebbene, basta dire alla fine che dobbiamo essere tutti partecipi? No, credo che dobbiamo essere anche protagonisti, invitando a tutti, da domani in poi, da stasera, telefonando agli amici, ad invitare a loro
di votare domani dalle 8 di mattina alle 8 di sera, di dare un voto per il futuro. Qualcuno dice di speranza. Ebbene, la speranza oggi è l'ultima a morire, perché siamo morti di speranza fino a ieri. Oggi c'è qualcuno che possibilmente parla di politica, parla dicendo e proponendo delle cose che si possono fare e quelle che non si possono fare. Ebbene, questa è una lealtà e una correttezza politica a cui io personalmente credo e che tanti di voi credono, e su questa strada dobbiamo andare avanti tutti insieme. E quindi domani mettiamoci un pochettino, sbracciamoci le mani a portare più gente possibile a votare Matteo Renzi. Grazie. Grazie Luigi. Un altro sindaco, un altro protagonista, un altro che crede fortemente in Matteo, il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto. Grazie. Grazie, io intervengo con piacere a questa iniziativa di amici di Angelo e tutti gli amici, diciamo, di Gela e di questo comprensorio, perché diciamo che da tempo avevamo ecco, la stessa sensibilità, una stessa sensibilità che ci portava nella figura e nel ruolo che avevamo appunto i sindaci a sperimentare le difficoltà, i limiti, soprattutto i problemi che ogni giorno si hanno nel non poter dare le risposte che vorremmo ai cittadini, ma allo stesso tempo dover pagare un prezzo altissimo, che è quello cioè di essere i primi avamposto nel riuscire a garantire una tenuta sociale, una tenuta delle nostre comunità, una tenuta di un ordine nelle nostre città, perché sostanzialmente abbiamo in questi anni verificato e, come dire, avuto il segnale primo di quella che è la difficoltà che oggi si registra nelle nostre comunità, che oggi si registra nei territori, cioè di una difficoltà di un paese, di un governo, di un territorio che non cresce più. E allora, alla luce di questo, che nel tempo era maturata con Luigi, con Angelo e con tanti altri amici amministratori, la condivisione di una stessa preoccupazione, la condivisione di uno stesso problema, ecco, l'esperienza e la proposta politica che è venuta fuori da Matteo Renzi ha fatto sì che tanti amministratori locali, tanti consiglieri comunali, tanti soggetti politici presenti nel territorio che hanno vissuto, che vivono questo grande sentimento di voler interpretare un cambiamento nella politica italiana, ma soprattutto un cambiamento nelle regole del paese, perché quando noi abbiamo un sistema che per riuscire a dare un'autorizzazione, una concessione ha bisogno non so di quanti pareri, di quanti enti, di quanti dirigenti per riuscire poi a dare un servizio concreto a un cittadino, allora comprendiamo perché questo paese è fermo, comprendiamo perché, a fronte magari anche della volontà da parte di imprenditori di voler fare un investimento, si trovano tanti cavilli burocratici, tanti problemi di ordine burocratico perché quell'investimento possa diventare realtà, perché quell'investimento possa diventare momento di produzione per il territorio. Ed è questo quello che Matteo Renzi ha interpretato questo segno di cambiamento e questa grande volontà di cambiare il sistema Italia, fatto di 1000 burocrazie, fatto di 1000 dirigenti, fatto di 1000 enti inutili che non fanno altro che tenere alla fine un paese bloccato, e questo paese bloccato, alla fine il conto di questo paese bloccato lo paghiamo noi. Allora ecco il perché dell'importanza di domani di andare a votare, di chiamare tutti i nostri amici ad andare a votare, perché sarebbe la tentazione da parte di gran parte è quella di dire di lasciarsi ecco, tentare dice Angelo, da farsi vincere dall'inerzia, cioè lasciarsi
Così, ecco, lasciarsi alla sfiducia, per cui non è possibile cambiare niente. Questo non è vero, e a questo non possiamo soggiacere, a questo non possiamo rassegnarci. Allora il passaggio di domani è un passaggio importante per riaccendere la speranza, ma soprattutto per ridare speranza a questo Paese, per ridare la speranza a chi ancora crede che in questo Paese ci possa essere un futuro, ci possa essere una prospettiva. Ecco il perché l'importanza dell'appuntamento di domani, rispetto al quale dobbiamo avere, nonostante tutte le difficoltà, tutto il grande qualunquismo che c'è e che impera, perché sarebbe più facile, e noi lo cogliamo anche, come dire, accogliere la proposta di Grillo, che è una proposta qualunquista, ma abbiamo visto in questi mesi che cosa ha significato la presenza di Grillo nel Parlamento italiano. Alla fine niente, alla fine il nulla. E allora, siccome non possiamo consegnare questo Paese a una proposta qualunquista o populista, dobbiamo dare forza alla proposta politica di Renzi. L'importanza dell'appuntamento di domani, perché anche rispetto a quanto è successo nelle ultime ore sulla vicenda della sentenza della Corte Costituzionale, dove ci sono partiti che vorrebbero fare tornare indietro le lancette dell'orologio della politica italiana, dare forza alla proposta di Renzi significa dare un segnale in una direzione di un sistema che sì, deve andare a garantire la stabilità, ma diciamocelo chiaro, la stabilità non per galleggiare, la stabilità non per stare fermi al governo e non fare niente, la stabilità per cambiarlo questo Paese, la stabilità per riformarlo fino in fondo. Io penso che Renzi oggi sia veramente l'ultima e l'unica carta che questo Paese ha per riuscire a rinnovarsi, per riuscire a cambiare, per riuscire a guardare il futuro. Spetta a ognuno di noi da qui a domani fare tutto quello che possiamo fare in termini di sensibilizzazione a tutti i nostri amici, in termini di sensibilizzazione a tutti coloro i quali oggi sono molto distratti o sono rassegnati o hanno perso la speranza. Dobbiamo fargli capire che domani andare a votare per Matteo Renzi rappresenta l'ultima speranza che questo Paese ha per poter ancora continuare a guardare avanti. Grazie. Grazie Sindaco. Allora, 10 minuti di pazienza. Il Sindaco Angelo Fasulo. Non lunghi discorsi lunghi, ma credo che oggi sia necessario capire l'importanza di quello che stiamo facendo e l'importanza del momento. Non voglio ripetere le cose che sono state dette sostanzialmente corrette sotto gli occhi di tutti, che tutti noi viviamo ogni giorno, ma credo di dover sottolineare l'importanza del momento e della scelta che stiamo facendo. Gli ultimi giorni hanno fatto cadere un po' uno dei riferimenti, dei pochi dubbi che restavano, diciamo, la legittimità del nostro sistema elettorale. Avevamo visto attaccare il Presidente della Repubblica, abbiamo un attacco costante alle istituzioni più importanti, abbiamo la difficoltà sui territori, lo dicevano prima i sindaci, colleghi, di dare quelle risposte che la gente si aspetta. L'impegno è grande, i risultati tante volte arrivano, altre volte ci scontriamo con un sistema Italia ormai pronto per una riforma, diciamo così, ormai quasi alla deriva. La difficoltà è quella burocrazia che non è diventata più l'eccezione, il momento di difficoltà, ma la regola. La difficoltà è quella che ogni giorno noi vediamo che porta sempre a far crescere l'antipolitica, sempre meno fiducia nelle istituzioni, sempre meno speranza nel futuro. Bene, davanti a questa situazione che mette in difficoltà la nostra attività quotidiana di amministratori, ma mette in difficoltà la vita delle nostre comunità, un significato importante dobbiamo dare a quello che succede domani. Grillo
fa il Vaffa Day, molti non credono più in niente e pensano che ormai non ci sia nulla da fare. Noi pensiamo che non solo l'Italia ha grandi risorse, che in questo momento l'Italia, la Sicilia, i nostri territori vivono lo stesso problema, non più il nord ricco e il mezzogiorno povero. Oggi un'intera nazione che deve fare delle scelte importanti, delle scelte, deve ripartire dalla convinzione che dai territori, dagli imprenditori, quelli veri, dal coraggio di scommettersi, si può ancora ripartire. Si può partire dalla politica, sì, dalla politica, quella buona, quella che dimostra ogni giorno di saper fare con tanto coraggio, di saper dare risposte. Vedete, questo territorio da questo punto di vista secondo me merita un plauso, lo meritano i nostri territori, ma Gela sta cercando di risalire giorno dopo giorno, sta puntando sui giovani, sta puntando su imprenditori illuminati, riesce a scommettere sulla cultura e credo che può rappresentare, deve rappresentare una scommessa per la Sicilia, ma una scommessa vincente. Avete parlato di amministrazione, avete detto che forse tanto stiamo facendo. Io penso di dire che l'impegno è massimo e che tanti risultati arrivano. Piacerebbe dire come facciamo, che abbiamo tributi bassissimi, ma non basta, che abbiamo progetti come l'Agroverde per il momento fermi, ma che sono i più importanti dell'Europa. Non basta. Ci piace dire che siamo l'unica amministrazione che ha inaugurato 2 cinema, 2 teatri, riaperto 7 strutture sportive, una biblioteca e un'altra la riaprirà prima, per non parlare di strutture come quelle, abbiamo sentito poco fa Christian, diciamo quelle come quelle di Macchitella o quelle di San Francesco, diciamo dell'oratorio di San Francesco, che sono realtà non solo che vanno contro tendenza, ma grandi risultati che ha ottenuto questa città. Oggi però dobbiamo veramente capire che la scelta deve essere in direzione di un cambiamento della politica, anche quella politica nazionale. Non basta il piacere di avere giovani assessori, gente nuova alla politica, non basta il piacere di parlare fra noi di questi risultati raggiunti, dobbiamo puntare su una svolta che sia della politica, che sia del PD, ma non solo del PD, sia una politica che riesce a celebrare ancora le primarie come strumento democratico. Cioè, ci copia anche il nuovo, come si chiama, quel nuovo centrodestra, come dopo i fallimenti si fa nuova vendita fallimentare, il nuovo centrodestra che copia le nuove primarie. Vuol dire che qualcosa di buono la sappiamo fare. Le ultime primarie, noi abbiamo avuto risultati altalenanti nella nostra città, abbiamo avuto primarie con 11.000 votanti, abbiamo avuto tante primarie che sono finite con l'intervento dei carabinieri. Noi non abbiamo solo il piacere di celebrare primarie vere che dimostrino che Renzi e la logica che ci sta dietro, quella che va verso un'Italia migliore, un'Italia libera, un'Italia che punta sulla cultura, come abbiamo sentito, ma soprattutto sul rispetto delle regole, degli ultimi, e sul rispetto della politica, che in fondo racchiude tutti. Amministratori che ogni giorno si confrontano, ma anche un'Italia, un governo diverso. Penso che tutti noi abbiamo nel cuore domani di andare a votare, e non basta. Ha senso solo un risultato vincente per i nostri territori, forte, perché contrariamente a quello che tanti dicono, la svolta è importante. La battaglia, lo scontro domani non è tra un candidato o l'altro, perché l'importante innanzitutto è andare a votare, far vincere un metodo democratico, far vincere le regole all'interno di un partito rispetto a certe logiche ormai superate, ma soprattutto dobbiamo votare Renzi, perché con Renzi si cambiano i nostri territori, si cambia la politica regionale che è schierata. Andate a guardare dove si vota, quali sono i risultati delle sezioni. Bene, abbiamo risultati eccezionali, in alcune sezioni in Sicilia si supera il 100% dei votanti, si riescono ad avere per Cooperlo, per altri, anche per, diciamo, 110% di votanti. Voi non ci siete riusciti, in molti comuni si riesce, in molte sezioni si riesce. Non sono questi i dati che ci interessano, non dobbiamo far votare gente che è morto, gente che non vota. Vogliamo un voto della cittadinanza, dei giovani, un voto di chi vuole costruire un futuro diverso e lo vuole costruire, diciamolo francamente, facciamolo passare come messaggio
partendo da Renzi, votando Renzi, cambiando verso da quei gazebo domani mattina. Grazie e un grande impegno per te. Chi ha parlato di svolta e chi diciamo già ha cambiato un po' il verso della politica è Davide, per questo lo ringrazio ancora per la partecipazione, lo ringraziamo insieme, io per Ventura e Angelo, perché è venuto oggi e ti diamo questa incombenza di dare l'ultimo, diciamo, l'estremo saluto, l'ultimo appello. Grazie. Io sarò brevissimo anche per farmi perdonare il ritardo. E voglio semplicemente, perché poi chi mi ha preceduto ha già detto molto bene i motivi per cui bisogna votare Matteo Renzi. Credo che se siete qui siete convinti del fatto che bisogna sostenere Renzi per cambiare, per mantenere un livello di cambiamento elevato rispetto al tentativo di restaurazione che è in atto, e l'ultima sentenza della Corte Costituzionale sulla legge elettorale manifesta questo tentativo di restaurazione in maniera netta e chiara. Io vorrei semplicemente che utilizzassimo questa mattina per darci un po' di istruzioni per l'uso rispetto alla campagna che domani ci dovrà vedere. Intanto dovrà vedere tutti voi votare ai gazebo e votare il più possibile. Utilizzare questa ultima mezza giornata e anche domani per poter convincere altri, perché domani nessuno riceverà un certificato elettorale a casa e nessuno riceverà nulla che lo invoglierà a votare le primarie del PD se non una vostra telefonata o una vostra chiamata. E quello che vi chiedo è di fare questo, perché dobbiamo mobilitare quanta più gente possibile, dobbiamo mobilitare persone libere. Lo ha detto benissimo Angelo poco fa. A me la cosa che dà fastidio è perché noi possiamo pure perderle le elezioni primarie, si possono perdere le battaglie elettorali e sta nelle cose. Il problema è che noi dobbiamo perdere in modo che però con una metodologia che spinga però affinché tutto si svolga in maniera regolare, e che domani realmente chi andrà a votare liberamente e realmente si recherà al gazebo per farlo. A me dà fastidio che domani mattina dovrò andare a Enna perché invece si vogliono creare le condizioni affinché qualcuno non partecipi al voto. Mi dà fastidio dover andare a Enna per sbaraccare un seggio elettorale messo nella segreteria particolare di Crisafulli. C'è un Crisafulli in ogni provincia. Noi dobbiamo garantire innanzitutto, e lo chiedo a quelli che siete qui presenti, dovete presidiare affinché tutto si svolga regolarmente. Non vogliamo vantaggi, non vogliamo cortesie, ma vogliamo semplicemente che il voto si svolga regolarmente, chi vota liberamente Cooperlo, chi Renzi, chi Civati, e che sia domani a Genova, come in tutta la Sicilia e in tutta Italia, una festa della democrazia. E la cosa che darebbe fastidio è se invece poi bisogna finire sui giornali perché c'è sempre uno scemo che trasforma una festa di democrazia in una cosa per pesarsi e per contarsi, per dire io sono più bravo perché ho portato un voto in più al mio candidato piuttosto che all'altro. Dopodiché questo scemo fa sì che si danneggia l'immagine del Partito Democratico in tutta Italia, perché all'ultima convenzione, quando si è votato per Renzi, Pittella, Civati e Cooperlo, e si è votato in 600 posti, in 600.000 posti diversi in tutta Italia, e quindi una grande partecipazione democratica in cui hanno potuto votare tantissime persone, lo hanno potuto fare in maniera libera. Ci sono state poi 7-8 realtà in cui invece hanno controllato il voto, hanno mandato a votare persone che non sono mai andate, e dopodiché però l'immagine che è passata in tutta Italia erano quei 7-8 posti in cui di fatto non c'è stata una festa di democrazia, ma c'è stato un controllo e un governo del voto. Anche domani evitiamo di finire sui giornali su temi di questo genere, garantiamo domani la partecipazione democratica. Noi qui abbiamo fatto una scelta seria. Quando abbiamo messo capolista della lista che sostiene Matteo Renzi a Genova e al T7 il sindaco di Genova, l'abbiamo fatto per alcune ragioni particolari. 2. 1. Premiare la buona amministrazione, premiare i nuovi e i giovani amministratori. 2.
sconfiggere il notabilato, sconfiggere chi pensa che non si possa aderire al Partito Democratico aderendo al Partito Democratico senza passare da nessuna segreteria particolare. Noi purtroppo ci siamo abituati ad aderire al PD o ai partiti in Sicilia passando per un onorevole, per un deputato a cui bisognava chiedere la tessera. È possibile chiedere la tessera al PD senza che questa debba essere mediata da nessun notabile. E la scelta l'abbiamo fatta mettendo in campo la candidatura del sindaco di Gela, l'abbiamo fatta mettendo in campo la candidatura del sindaco di Agrigento, del sindaco di Siracusa. Abbiamo voluto premiare gli amministratori che sono costretti a stare in trincea in un periodo in cui ci sono enormi difficoltà a stare in trincea. I sindaci oggi, mentre prima fare il sindaco era una cosa che ti dava all'80% soddisfazione, al 20% pensieri, oggi le percentuali sono assolutamente al contrario. Chi amministra le città, compresa Gela, amministra con pochissime risorse e con tantissime difficoltà. Premiare questo modello di governo, premiare Matteo Renzi domani è premiare un modello di cambiamento e per tenere alto il livello di innovazione e di cambiamento che, ripeto, gli altri candidati non ci garantiscono. Anche chi vota Cooperlo spera che vinca Renzi, perché sa che Renzi è quello che ci fa vincere, per cui noi abbiamo la responsabilità di far vincere il miglior candidato che ci può far vincere le elezioni rispetto al centrodestra. Gli altri magari votano Cooperlo per resistere, per mantenere un modello di conservazione, per cui in massa domani ai gazebo, in massa per garantire primarie libere e per consentire a tutti coloro che vogliono di votare realmente, e io sono convinto che domani sera potremo festeggiare la vittoria per il cambiamento. Grazie ancora.